benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. L'ex sindaco di Capodorlando Sindoni agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta, contestate dalla magistratura false contabilità e appropriazione illecita di somme di denaro, chiesto il rinvio a giudizio anche per truffa. 26 indagati a Lampedusa per associazione per delinquere, abuso d'ufficio, concussione e peculato. Fra loro l'ex sindaco Martello e l'ex vice sindaco Prestipino. A Palma di Montechiaro, arrestata per sfregio e calunnia, la donna che aveva accusato il marito di averle gettato addosso l'acido. Era una messa in scena. È stata lei a colpire con il liquido l'uomo, ricoverato in ospedale con gravi ferite alle mani e al collo. A Palermo spunta un terzo giovane nei video della serata finita con l'omicidio di Lino Ceresia. Cresce la paura nei locali, al mob di Carini e in altri locali, annullata la festa di Capodanno. Sicilia, fanalino di coda delle classifiche economiche in Italia e non solo. La denuncia è della CGIL. Per l'isola invece degli investimenti arrivano solo tagli e intanto più di 25.000 imprese hanno chiuso quest'anno. Palermo e i centri di assistenza fiscale presi nuovamente d'assalto per chiedere l'assegno di inclusione che sostituisce il reddito di cittadinanza. Manca però il lavoro, dicono ex percettori e titolari dei patronati. Influenza guastafeste, boom di contagi in Sicilia, agevolati da baci e abbracci per le festività. Farmacie prese d'assalto, il virologo Pregliasco al TG Sicilia. Anche gli sbalzi di temperatura contribuiscono alla diffusione del boom. IPU stregano Messina, in 15.000 li applaudono al concerto di Piazza Duomo. Bentrovati. Arrestato l'ex sindaco di Capodorlando Sindoni è accusato di bancarotta fraudolenta, accertato un ammanco alle casse pubbliche di 86 milioni di euro. Tonino De Manna. La Guardia di Finanza ha arrestato e posto ai domiciliari l'ex sindaco di Capodorlando Enzo Sindoni per bancarotta fraudolenta che riguarda 3 società del settore delle comunicazioni, della commercializzazione degli agrumi e della gestione di una società sportiva di basket. L'indagine, coordinata dalla Procura di Patti, avrebbe individuato l'imprenditore quale unico artefice delle ipotesi di bancarotta, anche avvalendosi di false contabilizzazioni e distrazioni dirette di somme societarie sui conti correnti personali. Le indagini, anche con intercettazioni telefoniche, avrebbero documentato come Sindoni amministrasse le società, assieme ad altre tuttora attive, attraverso prestanome senza mai apparire come rappresentante legale. Accertati 86 milioni di euro di debiti, in gran parte con l'erario, e quindi un ingente ammanco per le casse pubbliche. Sindoni, secondo la Guardia di Finanza, dopo aver condotto le società al fallimento con il concorso dei legali rappresentanti prestanome, le avrebbe svuotate continuando a gestire le nuove imprese costituite, adottando per quest'ultime le medesime strategie distrattive delle risorse a proprio vantaggio, ovvero a favore di società a lui riconducibili. Per l'imprenditore orlandino è stato chiesto dalla Procura di Patti il rinvio a giudizio, oltre che per le 3 bancarotte, anche per reati tributari, truffa ai danni dello Stato e minaccia rivolta ad un curatore fallimentare. 26 indagati a Lampedusa per abuso d'ufficio, concussione, peculato. Fra loro l'ex sindaco Martello e l'ex vice sindaco Prestipino. Intanto 25 tunisini sono stati abbandonati sugli scogli dallo scafista che li aveva portati dalla Tunisia su un barchino. Eva Spampinato. Lampedusa al centro delle cronache di questi giorni per i nuovi sbarchi e per il Fogna Gate, che vede 26 indagati, tra cui l'ex sindaco Toto Martello, che risponde dicendo: la procura ha preso un abbaglio. La procura agrigentina sta indagando su 26 fra ex amministratori, funzionari comunali e imprenditori di Lampedusa. Al centro dell'inchiesta l'appalto per i lavori di manutenzione della rete fognaria della maggiore delle isole Pelagie e delle stazioni di sollevamento. Viene ipotizzata un'associazione per delinquere
opere finalizzate alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, abuso d'ufficio, concussione e peculato. Dimostrerò nelle sedi opportune qual è l'abbaglio che ha preso la procura nei miei confronti e della mia famiglia, dice Martello. I miei familiari non hanno mai avuto rapporti con l'amministrazione di Lampedusa. Intanto a Lampedusa proseguono gli sbarchi. Hanno pagato 1.600 euro per il viaggio della speranza a bordo di un barchino che dalla Tunisia li ha condotti sulle coste di Lampedusa, ma lo scafista che guidava il mezzo di fortuna li ha lasciati sugli scogli di Cala Madonna per poi fuggire via, scortato da un gommone che li aveva raggiunti durante la traversata per rifornire la carretta di carburante. Il gruppo di 26 tunisini, tra cui 6 donne e 7 minori, sono stati intercettati sugli scogli dai carabinieri, ai quali hanno raccontato di essere partiti da Mahdia, in Tunisia, e di aver pagato in media quasi 2.000 euro a testa per il viaggio. Sono 198 i migranti arrivati ieri sull'isola in 6 sbarchi. 3 imbarcazioni sono state soccorse in mare da Frontex. A bordo migranti da Mali, Guinea, Senegal, Gambia e Camerun. Sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove ieri mattina c'erano già 886 ospiti, fra cui 96 minori non accompagnati. Su disposizione della prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, 300 persone sono state trasferite a Porto Empedocle, mentre 180 sono state portate a Bergamo con un volo di linea. Da vittima a carnefice, una donna di Palma di Montechiaro denuncia di essere stata sfregiata con l'acido dall'ex marito, ma viene arrestata per lesioni permanenti e calunnia. Ora rischia 20 anni di carcere. Davide Sardo. Troppe incongruenze e tante anomalie nella denuncia e nel racconto dei fatti. Dopo accurate indagini, intercettazioni e riscontri dei poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro e dei PM della procura di Agrigento, ecco la clamorosa svolta. Silvana Sfortuna, 50 anni, da presunta vittima, è stata arrestata con l'accusa di essere stata lei ad aggredire e a sfregiare con l'acido l'ex marito Saro Gioacchino Morgana, 48 anni. La donna lo scorso 5 dicembre aveva denunciato l'ex compagno per averla aggredita e gettato addosso dell'acido nel tentativo di sfregiarla. Versione totalmente ribaltata dalle indagini che hanno appurato un'altra verità. La situazione appariva poco chiara sin dal principio, perché io non ho mai visto una donna aggredita con l'acido che ha lesioni tutto sommato limitate e superficiali e l'aggressore viceversa fisicamente distrutto. Abbiamo ancora degli accertamenti tecnici in corso, la signora deve essere interrogata, dovranno essere risentiti i figli della signora, dovremo svolgere ulteriori attività a riscontro su tutta una serie di vicende sia pregresse che attuali. Detto questo, poi tireremo le fila di questa vicenda che ormai però a me sembra nella sua dinamica materiale abbastanza chiara. Gli elementi raccolti hanno consentito, a nostro avviso, in questa fase delle indagini, di ristabilire la verità e di poter dire in questo momento che appunto i gravi indizi di colpevolezza appunto ricadono sulla signora che appunto avrebbe sfregiato il suo ex marito con dell'acido, provocando addirittura delle ferite e delle lesioni che in questo momento appaiono addirittura irrimediabili. La donna è adesso rinchiusa nel carcere Pasquale di Lorenzo di Agrigento con le accuse di calunnia e lesioni personali con sfregio permanente e rischia una condanna fino ad oltre 20 anni di carcere. Per il delitto in discoteca a Palermo, la polizia è a caccia di un terzo uomo e si avvicina il Capodanno, centro storico blindato per Elodie, con oltre 500 agenti impiegati, ma alcuni locali notturni resteranno chiusi. Marco Gullà. Continuano ad emergere particolari sulla folle notte tra il 20 e il 21 dicembre in cui ha perso la vita Lino Celessia, ucciso nella discoteca NOC 3 di Palermo. Ci sarebbe una terza persona, oltre ai 2 fratelli arrestati, ad aver avuto un possibile ruolo. La squadra mobile è al lavoro per individuarlo, per capire realmente cosa sia successo nei momenti dopo gli spari che hanno ucciso l'ex calciatore. Io ricordo solamente di un ragazzo con la barba lunga con cui ho avuto un battibecco, ci siamo allontanati e mi hanno colpito, ma non ricordo chi mi ha colpito, mi si è subito spento il cervello, dice invece il fratello del minorenne che avrebbe sparato a Celessia. Il tema sicurezza nella città di Palermo intanto continua a tenere banco. Per il concerto del 31 in cui si esibirà l'artista Elodie saranno impegnati oltre 500 agenti per presidiare la zona e le vie di accesso a piazza Ruggero VII. Evento di Capodanno che invece è stato annullato alla discoteca Mob di Carini. Doveva esibirsi una nota DJ internazionale, Lilly Palmer,
che però di comune accordo con il gestore del locale ha rinunciato proprio per via dei fatti recenti di cronaca come l'omicidio di Via Calvi. La decisione di annullare l'evento di Capodanno è stata presa in condivisione con l'artista che avremmo dovuto ospitare, Lily Palmer, un ospite internazionale che aveva scelto proprio Palermo per una delle sue uniche tappe italiane. È una chiara risposta rispetto ai gravissimi fatti accaduti recentemente a Palermo, che hanno sicuramente impaurito e scosso la nostra comunità. Sicilia, fanalino di coda delle classifiche economiche in Italia e non solo. La denuncia è della CGIL. Per l'isola, dice, invece degli investimenti arrivano soltanto i tagli. E intanto più di 25.000 imprese hanno chiuso quest'anno. Marco Carli. Per certi versi atteso ma sempre allarmante. L'ennesimo quadro nero dell'economia isolana arriva dal report della CGIL Sicilia, un contesto economico e sociale che, si legge, è e resta fra i più disastrati in Europa. La prima regione d'Italia a rischio povertà, ha una diseguaglianza reddituale enorme, e per ampie fette dei cittadini siciliani viene negato il diritto alla salute, il diritto alla mobilità, il diritto all'istruzione. Il fenomeno povertà interessa il 38% dei siciliani, il tasso di occupazione, vale a dire chi effettivamente lavora, è al 46,2%, e poi ci sono i giovani, la fetta considerevole di loro che non lavora e non studia, o i servizi dalle carenze ospedaliere a quelle della rete idrica o dei trasporti. La CGIL prende di mira il governo nazionale, invece di un piano straordinario di investimenti, lamentano, arrivano solo tagli, più di 4 miliardi e 800 milioni, si legge nel report, di cui circa la metà riguarderebbe il PNRR. Ma sono il complesso delle politiche economiche che questo governo sta mettendo in campo. In queste ore è stata fatta la riforma, una modifica al nostro sistema fiscale. I tagli previsti prevedono che per ogni contribuente italiano ci possa essere un risparmio medio di 180 euro. In Sicilia il risparmio medio sarà di 60 euro. In questi giorni è emerso un altro dato allarmante: più di 25.000 imprese chiuse sull'isola nel 2023, in media 70 al giorno, secondo le valutazioni Assoesercenti sulla base dei dati Infocamere. Difficile con questi dati guardare al nuovo anno con un briciolo di ottimismo. A Palermo, CAF ancora presi d'assalto per la richiesta dell'assegno di inclusione, che è la misura sostitutiva del reddito di cittadinanza. Manca il lavoro, però, dicono ex percettori e titolari dei patronati. Marco Gullà. Tutti in fila per l'assegno di inclusione. Passano i giorni ma i CAF di Palermo sono ancora presi d'assalto per richiedere la nuova misura che da gennaio 2024 sostituirà il reddito di cittadinanza. La necessità di far quadrare i conti, l'attesa, le preoccupazioni e le speranze di centinaia di migliaia di persone si sono quindi riversate immediatamente sui servizi sociali di tutta Italia per le richieste. Il 18 di dicembre avevamo dietro la porta circa 50 famiglie che volevano presentare la pratica. Ovviamente noi non riusciamo a gestire tutte queste persone, insomma tutte queste famiglie. Addirittura gli appuntamenti che abbiamo presi sono fino al 31 gennaio, data ultima per poter presentare l'assegno di inclusione e avere comunque il sussidio già a partire dal mese di gennaio. Ci saranno però tantissime persone che non riceveranno subito il sussidio. Penso proprio di sì, da quello che abbiamo capito, perché tenendo conto che hanno allargato i termini, quindi si possono presentare entro il 15 gennaio e quindi avere il primo pagamento si suppone entro fine gennaio, mentre la seconda tranche di persone che la presenteranno dal 16 gennaio vedranno i primi soldi a febbraio. Quindi naturalmente la gente era ansiosa di ricevere e avere qualcosa con cui poter andare avanti. Lui è invece Antonio, un cosiddetto occupabile che non potrà fare domanda per l'assegno, non riesce però a trovare lavoro. Sono andato a fare un colloquio di lavoro per 10 ore al giorno, per 35 euro al giorno. È una cosa assurda che io, una persona molto qualificata, devo essere sfruttata ancora di questa gente. Noi non ne possiamo assolutamente più, le cose devono cambiare. Le offerte per Palermo sono soltanto 15 offerte di lavoro contro 30.000 disoccupati che percepiscono il supporto, che hanno fatto richiesta, perché faranno richiesta per l'assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro, quindi un'offerta ogni 2.000 persone, pochissimo.
Influenza guasta feste, boom di contagi in Sicilia, agevolati da baci e abbracci per le festività. Farmacie prese d'assalto, il virologo Pregliasco al nostro TG dice anche gli sbalzi termici stanno contribuendo alla diffusione del virus. Francesco Aloi. Febbre alta, tosse, mal di testa sono i sintomi tipici dell'influenza. In questi giorni di festa il virus sta correndo di più. C'è un mix di virus, in particolare da protagonista è il virus influenzale, ma seguono il virus respiratorio sinciziale e anche ancora molti casi di Covid, peraltro sottostimati. Quasi in ogni famiglia c'è qualcuno che fa i conti con l'influenza. Le temperature altalenanti con la colonnina di mercurio che fa sali e scendi fanno la loro parte. Questo tempo con gli sbalzi termici, oltre i baci e bracci, ha determinato questo incremento. Quindi attenzione a quei momenti di passaggio freddo-caldo, caldo-freddo, areare frequentemente le abitazioni. Le lunghe tavolate e le feste favoriranno sicuramente la diffusione del virus. Per questo bisogna fare molta attenzione. Di sicuro viaggi, baci e abbracci sono facilitanti la diffusione di questi virus e quindi anche qui abbiamo il Capodanno, le prossime ulteriori feste che è giusto che vengano in qualche modo gestite al meglio in questa nuova normalità. Presumibilmente i casi andranno a decrescere lentamente nella settimana successiva a quella di Capodanno. E gli esperti ribadiscono l'importanza del vaccino contro influenza e Covid, che si può fare anche in farmacia. Per Federfarma la campagna sta andando bene. In alcune farmacie però ci sarebbero ritardi nella somministrazione. Intanto antinfiammatori e antibiotici stanno andando a ruba. La paura fa 90, i nostri amici animali terrorizzati per i botti di Capodanno. A soffrire maggiormente sono i cani. Il medico veterinario Federico Coccia al nostro TG dice stare con loro è la migliore terapia. Francesco Aloi. Capodanno sinonimo di festa, ma per gli animali domestici è un incubo. I fuochi d'artificio sono il loro terrore. I botti di Capodanno fanno divertire l'uomo, sì. Però non fanno divertire né i nostri animali domestici né i randaggini, ma neanche le persone, perché ci sono tante persone e tanti bambini che anche si spaventano. Già prima dello scoccare della mezzanotte si iniziano a sentire i botti, un modo per festeggiare la fine dell'anno dando il benvenuto a quello nuovo, ma c'è chi dice no a questa usanza. Cercheremo di andare nelle scuole, soprattutto nelle scuole elementari, nelle scuole primarie, ed insegnare ai bambini, proprio ai bambini, ai più piccoli, l'educazione e di parlare in famiglia di queste cose ormai obsolete. Una battaglia che gli animalisti portano avanti per il bene degli amici a quattro zampe. È facile però prevedere che anche quest'anno si ripeterà lo stesso copione. Quindi bisogna seguire alcuni semplici consigli per il bene del proprio cane. I fuochi d'artificio di Capodanno non devono essere un problema per i nostri amici a quattro zampe. Hanno paura? Stiamo con loro. È la migliore terapia. Ci sono anche dei prodotti da dare, ma devono essere sempre consigliati dal nostro medico veterinario di fiducia, che non è una anestetizzante, ma sono prodotti che rilassano e tranquillizzano il cane. Emozioni senza tempo. I Pooh stregano Messina. Oltre 15.000 presenze in Piazza Duomo per la storica band. Francesco Triolo. Una Messina stregata dai Pooh in 15.000 ieri sera a Piazza Duomo per il concerto clou delle manifestazioni natalizie messinesi. La band che ha fatto sognare e cantare intere generazioni ha riscaldato con la propria musica e loro hanno risposto come meglio sanno fare con le melodie storiche ed una vera e propria dichiarazione d'amore per la Sicilia. Non c'era età, tantissime persone hanno ballato e cantato sulle note di Piccola Chetti, di Chi fermerà la musica, di tutti i successi dei Pooh. Un crescendo di emozioni e musica, uno spettacolo pieno di colori e giochi di luci in cui Red Canzian, Robby Facchinetti, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli sono stati grandi mattatori. I primi fan erano arrivati già durante la mattinata sotto il palco per non perdersi nulla del concerto. C'è chi è arrivato da Genova, dalla Toscana. Un concerto sulla scia delle emozioni di canzoni indelebili e alla fine è stata festa per tutti.
Benissimo, facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio e i movimenti del calciomercato. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, al via il 2 gennaio la finestra invernale di mercato, il Palermo cerca gli innesti giusti, Catania e Messina progettano una mini rivoluzione. Marco Carli. Dal 2 gennaio il via ufficiale alle operazioni, alcune già addirittura d'arrivo, altre tracciate. Da dopo Capodanno arriveranno i primi colpi, circa 4 settimane di tempo fino al 31 gennaio per la finestra invernale, un tempo chiamata mercato di riparazione, che ha tempi e modalità diverse rispetto a quell'estivo. Servono giocatori pronti e poche squadre se ne vogliono privare. Il Palermo in B riprenderà il campionato il 13 gennaio e non ci sarebbe solo Diachité nelle idee dei rosa per il ruolo di esterno destro difensivo. L'altro nome è quello di Lorenzo Dickmann del Brescia, in prestito dalla SPAL. Il calciatore 27enne sarebbe un profilo che piace. Si allontana intanto Topalovic. Situazione diversa in Serie C in termini di tempi, visto che si riprende a giocare nel weekend dell'Epifania. Per il Catania c'è poi l'altra data importante, quella del 24 gennaio, con l'andata delle semifinali di Coppa con il Rimini. Con la lista che si chiude a fine mercato e dunque consente maggiore elasticità. Solo da ufficializzare Cicerelli, è pronto un altro innesto probabilmente a centrocampo. Arriveranno altri e molti partiranno. Mazzotta, che non rientra nei piani, forse un altro difensore, Dubiscas vicino alla Juve Stabia, Deli che avrebbe mercato e poi De Luca e probabilmente Marsura. In casa Messina ripresa la preparazione ad allenarsi, c'era anche Leonardo Pedicillo, trequartista scuola Spezia, aveva fatto il ritiro col Messina senza essere tesserato, adesso il ritorno di fiamma. In attacco dovrebbe arrivare Arioli dal Cosenza, c'è tanta concorrenza per Rosafio, anche i giallorossi progettano una rivoluzione, insomma c'è tanto da lavorare per le due squadre siciliane di C nel prossimo mese. Il TG Sicilia si ferma qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento è alle 20, buon pomeriggio.